Per l'ultimo saluto a Niccolò Ghedini, tenutosi in forma privata, come da sue disposizioni, sulla bara la sua toga da avvocato, con il tocco. Ad accompagnare il feretro la moglie Marisa, abbracciando un mazzo di spighe di grano delle loro tenute, come simbolo della grande operosità del marito, insieme alle 3 sorelle dell'avvocato e il figlio di quest'ultimo, Giuseppe. Toccanti le sue parole nel ricordare il padre: impossibile lasciare andare un uomo come lui, così ha detto al termine dell'omelia officiata da Don Paolo Cecchetto, il parroco della comunità, che ha ricordato la grande generosità dell'avvocato scomparso mercoledì scorso a 62 anni dopo una grave malattia. Alle esequie anche la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, grande amica di Ghedini, arrivata con Gianni Letta. A precederli poco prima anche Marina Berlusconi, in rappresentanza del padre. Quindi Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Era per noi un amico, un fratello, ma vedete, di avvocati, un grande avvocato, di magistrati, di politici ce ne sono tanti, di signori ce ne sono veramente pochi. Lui era un gran signore. È stato descritto come una persona molto generosa, molto ironica. Lo sappiamo, anche. ma sì, è un uomo di grande cultura, una grande persona. Tra i presenti è la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, che ricorda così l'ex senatore. Un grandissimo, un grandissimo. E con una carezza si commuove nel vedere Thor, il Terranova di 6 anni nero, cui l'avvocato Ghedini era particolarmente legato. A presenziare pure il governatore del Veneto, Luca Zaia, con il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Particolarmente commosso anche il collega di studio Piero Longo, in chiesa tra le lacrime, ha ricordato quando, appresa la notizia della malattia, aveva intimato all'amico di non andarsene prima dei prossimi 15 anni, la differenza d'età che li separava. Lui a questo punto direbbe: ma cosa fate ancora? Andate a lavorare. Basta signori, è il momento dell'accoglimento.